fatto che tu ogni mattina veramente sei una città italiana diversa, sempre con un problema, sempre con una novità, perché ne capitano ogni giorno. E purtroppo i problemi non mancano. Quello che noi abbiamo visto e ci accorgiamo ogni momento è che i problemi ci sono, nessuno si occupa di trovare le soluzioni. Faccio una battuta, no? Ieri al Brennero c'erano gli agricoltori italiani che stavano protestando per tutelare i prodotti made in Italy. Tra l'altro ciò che mangiamo come dire, ci consente di vivere con buona salute, mentre se mangiamo prodotti che non sono di buona qualità incide negativamente su tutti quanti. Bene, accanto agli agricoltori a protestare c'era anche il ministro dell'agricoltura. A questo punto non ci capisce più niente, perché il ministro, da quello che credo debba fare, dovrebbe stare al Consiglio dei Ministri a trovare le soluzioni, non in piazza a fare le proteste, no? Perché a questo punto che senso ha? Se c'è qualcuno che protesta c'è qualcuno che risolve. Se chi deve risolvere sta pure a protestare, allora significa che non c'è più nessuno che trova le soluzioni. Quello che sta facendo questo governo, di fatto non riesce a trovare le soluzioni. Ecco perché noi piazza per piazza, giorno per giorno cerchiamo di individuare dei problemi e trovare soluzioni, una per tutte, dicevo anche, per dare la soluzione anche ai problemi dell'agricoltura e alla qualità del made in Italy e dei prodotti italiani. Non c'è bisogno di chiudere le frontiere, c'è bisogno di garantire i prodotti italiani e quindi in questo senso basta una legge semplicissima, lo suggeriamo noi al Ministro, questo il Ministro non lo fa. Ministro, carta e penna. Bisogna certificare le produzioni dal momento della coltivazione fino al momento del confezionamento. Tutti quelli che sono certificati dalla produzione al confezionamento possono portare il marchio Made in Italy. Le altre possono essere vendute, ma sapremo che un olio è prodotto in altri paesi del Mediterraneo, in Grecia, in Tunisia, e non è un prodotto italiano, nulla da eccepire, però ecco, il Made in Italy va tutelato con delle norme precise e chi va in violazione di queste norme deve subire le sanzioni. Lo suggeriamo al Ministro, visto che può così evitare di protestare, vada in Consiglio dei Ministri e vada a trovare soluzioni.